Tacite like a tutti, io sono Linda Kelsang Santulama e benvenuti a Tibet TV, un settimanale in italiano che vi racconta le notizie di questa settimana sul Tibet, Sua Santità Dalai Lama e l'amministrazione centrale tibetana. Diamo prima un'occhiata ai titoli principali delle notizie. Preservare la conoscenza trasmessa dalla cultura è importante, lo ha detto Sua Santità Dalai Lama. Il Ladakh accoglie Sikyong Penpa Tsering. L'amministrazione centrale tibetana discute il trasferimento delle rimanenti scuole della Central Tibetan School Administration con il Ministero dell'Istruzione indiano. Il rappresentante ARIA presenta un rapporto sul Tibet ai gruppi parlamentari giapponesi. Il Tibet Policy Institute celebra il 49esimo giorno della morte di Raja Vibradar Singh e discute le relazioni tra Tibet e Kinnaur. Sua Santità ha suggerito che interessarsi alla conservazione della propria cultura è un passo pratico. Tuttavia non si tratta tanto di mantenere i costumi per se stessi, quanto di preservare la conoscenza che la tradizione culturale trasmette. Nel caso della cultura tibetana, Sua Santità ha detto che è utile e benefico per coltivare la pace della mente e contribuire alla pace del mondo. Sua Santità Dalai Lama ha incontrato 50 sostenitori del Tibet e tibetani provenienti dalla Germania, Svizzera e Austria in un meeting online sul tema La cultura tibetana e il suo potenziale per contribuire alla pace mercoledì scorso. Il Sikyong Penpa Tsering dell'amministrazione centrale tibetana è arrivato a Leh, nel Ladakh, venerdì scorso, per la sua prima visita ufficiale agli insediamenti tibetani. I leader dell'insediamento tibetano di Sonamling e i dignitari locali del Ladakh hanno accolto Sikyong con grandi ricevimenti. I membri della Ladakh Gumpa Association, della Ladakh Buddhist Association e i rappresentanti della comunità musulmana e cristiana hanno accolto il Sikyong in un ricevimento ufficiale a Leh, Chokhang. Il Sikyong ha incontrato gli attuali ed ex membri del Parlamento indiano, il consigliere capo dell'esecutivo e il consigliere distrettuale. Rivolgendosi agli studenti del Tibetan Children's Village School Ladakh, il Sikyong ha parlato dell'importanza di studiare la storia tibetana, in particolare le politiche della Cina in Tibet. Il Sikyong ha anche parlato dell'approccio alla via di mezzo e dell'enfasi posta sull'istruzione della Sua Santità Dalai Lama. Il Sikyong ha poi anche incontrato le famiglie nomadi dell'insediamento di Tuchik e ha valutato la situazione sul campo dopo la recente epidemia di bestiame che ha ucciso 1250 capre e pecore. Durante la sua visita al monastero di She e al monastero di Tixi, il Sikyong ha ricevuto la benedizione di Tixi Rinpoche. Ha poi anche incontrato gli anziani tibetani della casa di riposo del TCV ed ha incontrato anche i leader locali tibetani di Leh. All'Istituto Nazionale di Ricerca di Sowa Rigpa a Leh, il Sikyong ha parlato delle ricche tradizioni mediche di Sowa Rigpa e dell'importanza di preservare e sostenere questa antica conoscenza attraverso l'armonizzazione di diversi sforzi. Il Sikyong si è poi spostato a visitare i luoghi nomadi tibetani della regione di Jamtang, dove incontrerà e interagirà con i membri della comunità per i prossimi 4 giorni. Il Dipartimento di Educazione dell'Amministrazione Centrale Tibetana ha discusso il trasferimento di 6 rimanenti scuole secondarie superiori da CTSA, Central Tibetan School Administration, a STSS, Sambhota Tibetan School Societies, in una riunione convocata a Delhi giovedì scorso dal Ministero dell'Educazione indiano. La riunione ha discusso le procedure per il trasferimento di 6 scuole, la Central School for Tibetans Mussoorie, CST Shimla, CST Dalhousie, CST Kalimpong, CST Darjeeling e CST Herberpur. Con l'approvazione del Gabinetto dell'Unione, del governo indiano, di trasferire le scuole gestite dalla Central Tibetan School Administration al Dipartimento d'Educazione, la gestione di 55 scuole, tra cui 33 scuole primarie, sono state finora trasferite da CTSA a STSS in 3 fasi. Il rappresentante Arya Tsewang Gyalpo dell'Ufficio del Tibet in Giappone ha presentato una relazione di 9 pagine sulla situazione attuale in Tibet durante un'udienza organizzata dai gruppi parlamentari giapponesi presso l'edificio del Parlamento giapponese della Camera dei Consiglieri giovedì scorso. I gruppi parlamentari giapponesi che sostengono il Tibet, gli Uiguri, la Mongolia meridionale, Hong Kong e la democrazia cinese hanno organizzato un'udienza presso l'edificio del Parlamento. I rappresentanti dei cittadini oppressi hanno parlato delle atrocità e delle ingiustizie in corso da parte del regime comunista cinese. Circa 40 parlamentari e i loro collaboratori di vari partiti politici hanno partecipato all'udienza e hanno mostrato un vivo interesse per la situazione dei diritti umani in queste regioni. Furuya Keiji, presidente del gruppo parlamentare per gli Uiguri, e Shimamura Hakubun, presidente del gruppo parlamentare per il Tibet, hanno dichiarato che i gruppi parlamentari giapponesi lavoreranno insieme per mettere in guardia e rilasciare dichiarazioni contro la Cina su queste violazioni dei diritti umani e la loro forte natura di sostegno alla causa tibetana e alle questioni dei diritti umani.
Arya Gyalpo ha ringraziato gli organizzatori per l'opportunità di partecipare all'udienza e ha presentato una relazione di 9 pagine, informando sulla situazione critica in Tibet dovuta alla rapida militarizzazione dell'altopiano tibetano e alla chiusura dei monasteri e delle scuole tibetane. La sua relazione, intitolata Il Tibet è un paese occupato, contiene anche immagini e notizie sulle recenti atrocità e repressioni perpetrate dalla Cina in Tibet. I membri del Parlamento hanno condiviso le loro opinioni e espresso la loro indignazione contro tali violazioni da parte della Cina. Nagao Takeshi, segretario generale del gruppo parlamentare per il Tibet, ha moderato la sessione e ha ringraziato i partecipanti per le loro relazioni e le loro opinioni. Ha anche sostenuto che l'udienza è un preludio alla sessione autunnale del Parlamento, dove ci si aspetta una forte dichiarazione contro la violazione dei diritti umani da parte della Cina e le sue tattiche intimidatorie. La sessione dell'udienza è stata seguita da un briefing con i media, dove il dottor Arya e i rappresentanti delle altre comunità hanno informato i media sulla reale situazione in Tibet. Tenzin Kunga della comunità tibetana in Giappone e Tserin Dorje di Students for a Free Tibet erano anche presenti. Many Japanese parliamentarians, they voiced their concern about human rights violation that is taking place in Uyghur and Tibet and in other regions, and especially in Hong Kong also. And prominent among them was Mr. Parliamentarian Furuya Keiji, who used to look after the Uyghur issue, and Mr. Shimomura Hagubun, who is chairman of Tibetan Parliamentary Group for Tibet. And then there was Madam Takachi Sanai. She spoke about the support for the South Mongolian people. And then Mr. Nakatani Gens and Mr. Mazubara Jins, they all spoke about all the gross human rights violations that are taking place in Hong Kong, South Mongolia, Tibet, and Uyghurs. And then we have this Mr. Nagao Takahashi, who is General Secretary of Tibetan Parliament Group for Tibet, has been the moderator, and he also voiced his support for all the nationals who have given a presentation on the human rights violations taking place there. And many parliamentarians, and especially lady like Ishii Mitsuko, they all expressed that human rights violations taking place anywhere is not an internal affair of that particular country. It has to be seen universally, and Japan has a great responsibility to voice against these violations taking place in Tibet, Uyghur, and other regions. In occasione del 49esimo giorno della scomparsa di Raja Virpada Singh, il Tibet Policy Institute dell'amministrazione centrale tibetana ha tenuto un servizio di preghiere e una conferenza di un giorno sulle relazioni storiche tra Tibet e Kinnaur. Raja Virpada Singh era un ex primo ministro dell'Himachal Pradesh e re ereditario dell'ex stato principesco di Bushar, l'attuale regione di Kinnaur che contigua al Tibet prima che fosse occupata dalla Cina. Singh è morto l'8 luglio. La sessione giornaliera comprendeva interventi di Sri Bhagat Singh Kinnar, Kyabje Lojchen Rinpoche, Sri Sherab Chöpel, il professore Sempa Dorje, Acharya Roshan Lal Negi, Vidya Sagar Negi, Wanchung Dorje Negi, Yeshe Gyaltsen, il professore Ramesh Chandra Matas, Ken Rinpoche e Ramesh Chandra. Gli argomenti discussi includono la relazione tra il Tibet e Kinnaur, il trattato firmato tra Bushar e il Tibet nel XVII secolo, il resoconto dei monasteri Geluk nel Kinnaur, i monasteri Drukpa, Kagyu nel Kinnaur, le relazioni commerciali, la pratica tradizionale degli abitanti del Kinnaur che spesso si recano in Tibet per studi religiosi, l'almanacco Kinnaur, il significato del lago Reoalsar e molte altre cose. Questa settimana è tutto, vi ringrazio per aver guardato Tibet TV e ci vediamo la prossima settimana.